Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Sospeso dall'incarico il sindaco di Spadafora nel Messinese, il primo cittadino accusato di voto di scambio mafioso, e agli arresti domiciliari in manette anche due fratelli ritenuti vicini al clan dei Barcellonesi. Lo scandalo della discarica Gela ha revocato l'incarico a Giovanna Picone, amministratore della società Impianti SRR che gestisce il sito di conferimento. Blitz a Trappeto Nord, nello storico quartiere dello Spaccio di Catania, perquisizione a tappeto in via Capopassero dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti in piazza Montana che hanno visto contrapporsi due fazioni del clan Cappello Bonaccorsi. Maxi truffa, le assicurazioni ad Alcamo simulavano finti incidenti stradali per intascare i rimborsi, 29 indagati. Mondello emergenza spazzatura in spiaggia, la società italo-belga non avrebbe sufficiente personale per provvedere alla pulizia. Non sarà modificato il bando della discordia, l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino lancia un messaggio agli alleati autonomisti e rimanda al mittente le polemiche. Calcio, il Catania torna su Fabio Caserta per la panchina rossa-azzurra, ripresi i contatti tra le parti, l'alternativa è Longo. Bentrovati, in apertura andiamo a Spadafora nel Messinese dove è stato sospeso dall'incarico il sindaco arrestato insieme a due persone ritenute vicine alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi. È accusato di voto di scambio politico-mafioso. L'inchiesta è relativa alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno del 2024. Ferlito. Un patto tra politica e mafia per ottenere voti in cambio di favori dopo le elezioni. È l'ipotesi al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che ha portato agli arresti domiciliari del sindaco di Spadafora e di due fratelli, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi. Secondo gli investigatori, in occasione delle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno 2024, i due uomini avrebbero procurato voti a favore del candidato sindaco, facendo leva sulla loro presunta contiguità alla criminalità organizzata e influenzando il consenso anche al di fuori del proprio nucleo familiare. In cambio del sostegno elettorale ricevuto, il primo cittadino avrebbe poi adottato una serie di atti amministrativi utili ai due fratelli, tra cui l'assegnazione di parcheggi pubblici, agevolazioni fiscali non dovute sull'IMU, procedure semplificate per pratiche relative a immobili sequestrati e cambi di destinazione d'uso. Ma l'inchiesta ipotizza anche un secondo filone. Il sindaco risulta infatti indagato insieme a un insegnante di 51 anni per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. La donna, che durante le elezioni svolgeva il ruolo di segretaria di una sezione elettorale, avrebbe monitorato le operazioni di voto di persone anziane o con disabilità, informando in tempo reale il candidato sindaco e intervenendo, secondo l'accusa, anche su alcune schede nulle o contestabili. In cambio avrebbe ottenuto incarichi e benefici per sé e per un familiare. Dopo gli arresti, nell'inchiesta sulla gestione della discarica di Timpazzo arrivano le prime conseguenze sul piano politico e amministrativo. L'assemblea dei sindaci della SRR4 ha deciso di revocare l'incarico alla manager Giovanna Picone, mentre il comune di Gela chiede chiarezza sulle possibili ricadute ambientali e preannuncia la costituzione di parte civile nell'eventuale processo, come ci racconta Gerritalia. Il terremoto giudiziario sulla discarica di Timpazzo lascia il segno anche nelle istituzioni. L'assemblea dei sindaci della SRR4, la società che coordina il ciclo dei rifiuti nell'area sud della provincia di Caltanissetta, ha deciso di revocare l'incarico a Giovanna Picone, amministratore della società Impianti SRR che gestisce il sito di conferimento di Gela. La manager è attualmente agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Caltanissetta e dei Carabinieri su presunti illeciti nella gestione della discarica e su un ipotizzato traffico illecito di rifiuti. Una decisione maturata dopo la presa d'atto della rottura del rapporto fiduciario tra il vertice della società e i rappresentanti dei comuni soci. Sarà adesso il consiglio di amministrazione della SRR4, guidato da Gianfilippo Bancheri, a formalizzare la revoca. Intanto Gela apre un nuovo fronte, quello del territorio che ospita l'impianto e che chiede risposte sulle conseguenze ambientali e sul futuro della filiera dei rifiuti. Vogliamo capire, vogliamo sapere tutto quello che è successo e già preannuncio che come sindaco del comune di Gela, qualora
l'inchiesta andasse avanti e fosse confermato quello che apprendiamo dai giornali, ci costituiremo parte civile. Proprio il sindaco Di Stefano è entrato nel consiglio di amministrazione della SRR4 dopo le dimissioni dell'ormai ex sindaco di Sommatino Salvatore Letizia, travolto da un'altra indagine. Una presenza considerata strategica per garantire un maggiore coinvolgimento del comune direttamente interessato dalla presenza di Timpazzo e degli impianti collegati. Adesso l'attenzione resta alta. Oltre alla gestione amministrativa, sul tavolo resta la necessità di fare luce sugli aspetti ambientali e sulle eventuali responsabilità emerse dall'inchiesta. Nuovo blitz delle forze dell'ordine a Catania, nel quartiere Trappeto Nord. Alla polizia, con il supporto dell'elicottero del 4° reparto volo, è entrata in azione in via Capopassero, considerata uno dei principali fortini dello spaccio cittadino. In corso perquisizioni e identificazioni dopo i recenti episodi di tensione tra gruppi contrapposti riconducibili al clan Cappello Buonaccorsi. L'operazione punta a colpire una piazza di spaccio attiva giorno e notte, dove secondo gli investigatori operava una rete organizzata per la vendita di cocaina, crack, marijuana. L'area era già stata interessata nei giorni scorsi a controlli straordinari ad alto impatto, chiamati proprio così, coordinati dalla prefettura. Un'organizzazione capace di simulare incidenti stradali per ottenere risarcimenti assicurativi indebiti è quanto scoperto dai carabinieri di Alcamo. L'inchiesta, che coinvolge 29 indagati, è coordinata dalla Procura di Trapani. Tra gli indagati anche avvocati, vittime e testimoni. Vediamo. Una presunta organizzazione dedita a truffare le compagnie assicurative attraverso falsi incidenti stradali è finita al centro di un'indagine dei carabinieri di Alcamo e coordinata dalla Procura di Trapani. 29 gli indagati coinvolti nell'inchiesta, che ha portato alla luce un articolato sistema di richieste di risarcimento ritenute fraudolente. Il carcere è stato chiesto per 2 indagati, l'avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, che secondo l'accusa è la figura centrale del sistema, e Vittorio Calabria. Numerosi gli episodi accertati dai carabinieri tra Alcamo, Buseto, Castellammare, Castelvetrano, Partinico, Capaci e Palermo. Tra gli indagati, avvocati, vittime, testimoni che avrebbero avuto ruoli differenti nella gestione delle pratiche, dalla documentazione sanitaria alle richieste di risarcimento. Gli inquirenti stanno verificando le responsabilità individuali e l'entità complessiva del danno economico arrecato alle compagnie assicurative. Gli indagati compariranno mercoledì e giovedì davanti al GIP di Trapani per gli interrogatori di garanzia. Per 2 degli indagati è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare in carcere, i domiciliari per altri 10 indagati, obbligo di dimora per altri 17 indagati. Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale, il 35enne siciliano Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. Il SUV è stato ritrovato in mattinata abbandonato. Poco dopo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Andiamo a Caltanissetta, indagini della Procura sulla gestione economica e amministrativa dell'ente. Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti e atti contabili negli uffici dell'ex provincia per verificare procedure e flussi finanziari legati alla società partecipata Geritalia. Controlli della Guardia di Finanza questa mattina negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, l'ex provincia regionale. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, su disposizione della Procura, hanno effettuato un accesso mirato negli uffici dell'ente, notificando un ordine di esibizione e procedendo all'acquisizione di documentazione. L'attività investigativa ha riguardato in particolare gli aspetti economici e gestionali della struttura pubblica, con un focus sulla società in-house multiservizi partecipata dal Libero Consorzio. Durante le operazioni, che hanno comportato una temporanea sospensione delle attività ordinarie negli uffici centrali, i finanzieri hanno raccolto materiale amministrativo, registri interni, delibere e documentazione contabile. L'obiettivo è ricostruire il percorso delle risorse pubbliche e verificare la correttezza delle procedure adottate per l'affidamento dei servizi e per gli interventi di manutenzione. Al momento dell'arrivo dei militari non erano presenti amministratori dell'ente. A supportare le attività di acquisizione degli atti sono intervenuti il capo di gabinetto Rino Bellavia e l'ingegnere capo del Libero Consorzio Mario Denaro. Successivamente è arrivato anche il presidente della società partecipata Luigi Tricoli. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, è ancora nella fase preliminare. Non sono stati resi noti eventuali reati contestati, né risultano al momento informazioni ufficiali su possibili iscrizioni nel registro degli indagati. Gli atti sequestrati saranno adesso analizzati dagli investigatori per fare chiarezza sulla gestione delle risorse e sull'eventuale presenza di irregolarità amministrative o contabili.
In una nota il Policlinico di Catania comunica di aver avviato il procedimento per la risoluzione del contratto della naturopata Giordana Proto e allo stesso tempo inviato una diffida al professionista e disposto una indagine interna. La professionista, lo ricordiamo, era stata assunta per occuparsi di trapianti, pediatria, vicenda che ha sollevato le proteste della comunità scientifica che ha scritto al ministro Schillaci. Firmato l'accordo tra Sidra e ST Microelectronics, grazie alla quale l'acqua industriale sarà necessaria e sufficiente per il nuovo SIC Campus da 3 miliardi di euro. È stata siglata appunto la sottoscrizione del contratto di somministrazione di acqua industriale tra la Sidra, che è società partecipata del Comune di Catania, e la multinazionale ST Microelectronics. Questo accordo garantirà l'approvvigionamento idrico necessario ad alimentare la prima fase del SIC Campus, che ospita il nuovo stabilimento produttivo del colosso dei semiconduttori, appunto nella zona industriale Etnea, un sito strategico al centro di un piano di investimenti, pensate, da 3 miliardi di euro. Pochi addetti sulla spiaggia e così il lungomare di Mondello diventa una discarica a cielo aperto. La italo-belga pare non abbia il personale sufficiente per rimuovere i rifiuti e così è pronto un accordo con la RAP per la rimozione della spazzatura. Segnalati anche topi e scarafaggi vicino alla spiaggia, come ci racconta Marco Gulla. Cartoline da Mondello, grigie, desolanti, rifiuti sui marciapiedi e bagnanti che devono fare zig-zag per dribblare i sacchi di immondizia che in questi ultimi giorni stanno invadendo parte della borgata marinara palermitana. Il problema dei rifiuti a Mondello è lievitato nel corso delle ultime settimane con la crescita lenta ma costante dei bagnanti ed è esploso negli ultimi weekend, con la spiaggia che è stata presa d'assalto sia nei 3 lidi aperti da italo-belga che nelle sezioni rimaste libere. Mentre nei lidi si svolge la raccolta differenziata, sul resto del litorale si moltiplicano i casi di mucchi di immondizia abbandonati sulla sabbia o nei pressi dei cestini e non mancano neanche topi e scarafaggi. Mi sono arrivate diverse segnalazioni, ma è vero che specialmente in estate quasi ogni anno abbiamo questo problema. Quest'anno forse un po' di più perché visto che ci sono i lavori in piazza e quindi stanno lavorando sulla rete fognaria, sicuramente si sarà smosso tutto, quindi c'è molta presenza di queste cose. Raccolta dei rifiuti che spetterebbe all'italo-belga, che però non ha sufficiente personale e che quindi si appoggerà alla RAP per la rimozione della spazzatura. In tutto questo le polemiche continuano e anche le lamentele di residenti e turisti che rischiano di prendere la tintarella al fianco di ospiti poco graditi. A Catania un borseggiatore in fuga nel centro di Catania e i cittadini si mobilitano per inseguirlo, fornendo anche indicazioni sulla via di fuga del ladro. Tra questi inseguitori, pensate, c'era anche il sindaco trentino. A segnalare la sua presenza alcuni cittadini che hanno visto il primo cittadino in sella al suo scooter inseguire tra le vie di San Berillo il borseggiatore. Siringhe abbandonate in strada nel quartiere di Picanello a Catania, tra la paura e le domande senza risposta dei residenti su chi e perché abbia gettato in strada queste siringhe, mettendo a repentaglio la salute delle persone. Vediamo. È pericoloso anche per noi grandi, perché io francamente cammino guardando a terra. Ecco, paura. Decine di siringhe abbandonate sul marciapiede, nelle aiuole, sull'asfalto, a pochi passi dalle abitazioni e in una zona frequentata quotidianamente da residenti, bambini, passanti. Succede nel quartiere Picanello di Catania, esattamente tra la via Citrezza e la via Regina Bianca, dove alcuni cittadini ne hanno segnalato la presenza. Io ho 2 nipoti e ci faccio la testa tanto così, state attento con la droga, perché con la droga si muore. È una cosa sempre in questa zona qua. Non ne vengono a capo i residenti. Potrebbero essere state utilizzate da qualcuno che fa uso di sostanze stupefacenti e poi abbandonate in strada? Non sono siringhe da drogati quelle. Che ne sappiamo? Mica non quelle lo sono sappiamo. più fine. Lo fanno per i cani che si pungono. Tipo avvelenate? E che ne sappiamo? Tutto è possibile ormai nella vita. O semplicemente un'azione pensata e architettata per destare panico nel quartiere? Una situazione che desta forte preoccupazione per i rischi legati alla sicurezza e all'igiene pubblica. Qualcuno, e lo abbiamo trovato, ha tappezzato la zona con cartelli per mettere in allerta passanti e residenti. Questi cartelli li ho messi io,
Perché ci sono alcune persone in zona che si buttano a questi aghi della puntura con sangue. Ovviamente se qualcuno cammina scalzo o qualcosa. I residenti allarmati denunciano una situazione di degrado e chiedono interventi urgenti per la sicurezza del quartiere. Alimenti scaduti, conservati nei locali, carenze igienico-sanitarie e decine di chilogrammi di prodotti privi di tracciabilità. Sono alcune delle gravi irregolarità emerse durante un'attività di controllo coordinata dalla polizia nei comuni di Nicolosi e Ragalna nel Catanese. Nel mirino degli accertamenti è finito un ristorante di Nicolosi dove il personale dell'ASP di Catania ha riscontrato la presenza di cibo scaduto e diverse criticità sotto il profilo igienico, elevate multe per 10.000 euro nel corso dell'ispezione. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana e il Servizio Veterinario dell'ASP hanno inoltre accertato la mancata tracciabilità di circa 40 kg di alimenti preparati destinati poi alla somministrazione. I prodotti sono stati immediatamente distrutti sul posto. Nel corso della stessa operazione è stato controllato anche un pub di Nicolosi dove sono emerse ulteriori irregolarità amministrative e in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alla presenza di un lavoratore irregolarmente assunto. Non sarà modificato il bando della discordia, la gestione, la tensione politica fra autonomisti e Lega non irromperà nella gestione amministrativa. L'assessore all'agricoltura Luca Sammartino infatti lancia un messaggio agli alleati e snocciola i numeri della spesa comunitaria nel suo settore. La risposta, sostiene, viene dagli agricoltori. Maglio Viola. Il bando SRD01, più volte definito il bando della discordia, va avanti e raccoglie il consenso degli agricoltori. Il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura e leghista Luca Sammartino risponde così, snocciolando numeri, alla polemica politica vissuta in aula all'Ars ma anche fuori dal Parlamento, dopo che a criticare quel bando erano stati gli autonomisti. Che fra Lega ed MPA non corra buon sangue dalle elezioni amministrative in poi non è più un mistero, anche se i sentori c'erano tutti anche molto prima e anche evidenti. Ma le tensioni politiche non si sposteranno sulle scelte amministrative, è il messaggio che sembra arrivare. Il bando va avanti, gli agricoltori hanno presentato domande di progetti per un totale di 1 miliardo e 300 milioni di euro a fronte di 100 milioni disponibili. Con questo bando investimenti siamo certi che creeremo veramente tanta nuova occupazione. I numeri di questo bando dimostrano che le aziende siciliane sono sane, volevano un bando efficiente anche in tempi brevi e la grande partecipazione ha registrato davvero che le aziende siciliane hanno le carte in regola per competere anche al di fuori dello stretto con tutte le realtà europee. Sammartino rivendica le scelte di politiche agricole, tira le somme di tutti i bandi, della partecipazione e dell'uso delle risorse europee, ricorda che la Sicilia è quarta per spesa di fondi UE in agricoltura e prima fra le grandi regioni e dice basta ai giorni dei contributi a pioggia. È lontana la Sicilia che restituiva i fondi al governo nazionale e alla comunità europea, oggi siamo il traino dal mezzogiorno del paese di come la buona amministrazione riesce a spendere i fondi che gestiamo, ma soprattutto le risposte che diamo agli agricoltori siciliani. Resta lo scontro in corso fra Lega e autonomisti, ma resta in vigore, nonostante l'ordine del giorno all'AS, anche il bando che gli autonomisti volevano fosse modificato. La musica adesso, quella grande di Gioacchino Rossini, che inaugura la stagione 2026 del Teatro dell'Efebo al Giardino Botanico di Agrigento. Applausi e partecipazione per la Petite Messe Solenne, capolavoro della musica sacra. Davide Sardo. Le note immortali di Gioacchino Rossini hanno inaugurato la stagione 2026 del Teatro dell'Efebo ad Agrigento. Nella suggestiva cavea del Giardino Botanico, la Petite Messe Solennelle ha regalato al pubblico una serata intensa e ricca di emozioni. Secondo me il segreto sta nel modo di scrivere di Rossini, che diciamo che è un intramontabile, ha una scrittura che sicuramente andava bene ai suoi tempi, ai giorni nostri e sicuramente anche per le generazioni future. Ha trovato sicuramente nel modo di comporre un assetto comunicativo che è adatto veramente a qualsiasi generazione. Composta nel 1863, l'opera è considerata uno dei capolavori più importanti della produzione
ispirazione sacra rossiniana, una pagina musicale che unisce spiritualità, eleganza e grande forza espressiva, mantenendo intatto il suo fascino a oltre 160 anni dalla sua creazione. L'esecuzione della versione originale voluta dall'autore ha visto protagonisti solisti, coro e musicisti di alto livello, capaci di accompagnare gli spettatori in un viaggio tra fede, arte e bellezza. Passa dalla Sicilia con tappa a Siracusa il Giro d'Italia a vela. Sentiamo Francesco Lori. 9 tappe per girare l'Italia via mare. È il Marina Militare Nastro Rosa Tour, organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con Marina Militare. Anche quest'anno si passa dalla Sicilia, unica sosta, Siracusa. Non eravamo mai stati in Sicilia prima dello scorso anno, ma non potevamo non tornarci quest'anno perché qui abbiamo uno stadio della vela e quindi per noi questo e soprattutto per gli equipaggi è molto importante. Un evento giunto alla 6ª edizione che promuove le bellezze del nostro paese mettendo al centro i giovani. Il mare è il nostro futuro. Loro sono alcuni degli under 35 che stanno partecipando alla tappa siracusana per scoprire il mare. Portiamo il bello dell'Italia, il bello di uno sport pulito come la vela a tutti i giovani che abitano le piazze dove noi ci fermiamo col nostro villaggio. Ma ci sono anche i ragazzi impegnati nella gara, la regata, che poi è un Giro d'Italia a vela. Il Nastro Rosa Tour è un'opportunità fantastica per poter gareggiare, poter visitare l'Italia. Siamo a metà del tour, dopo Siracusa ci aspetteranno le tappe di Tropea, Napoli, Portoferraio e Genova. Un bel modo per scoprire anche l'Italia e per connettersi con l'acqua. Adesso noi siamo tutti giovani velisti, wing. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport e il calcio. Ritorniamo in studio con il calcio, non ancora il calcio giocato perché il Catania torna su Fabio Caserta per la scelta del nuovo allenatore. Ripresi i contatti tra le parti, l'alternativa è Longo. Sentiamo Sergio Colosi. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra il Catania e Fabio Caserta. Le parti hanno ripreso i contatti dopo la rottura nella precedente trattativa e la successiva scelta di De Giorgio, su cui aveva ripiegato il club etneo, di avvicinarsi prima all'Empoli e poi alla Juve Stabia in Serie B. Questa volta sembra che ci sia la volontà reciproca di trovare l'accordo definitivo, senza alcun ripensamento o passi indietro. Il Catania e Fabio Caserta avevano discusso sulla base di un contratto biennale con eventuale opzione per il terzo anno. La società di Pelligra vuole blindare Caserta per il suo futuro, ma cautelarsi con un occhio rivolto al bilancio. La trattativa infatti era saltata sull'eventuale buonuscita in caso di risoluzione anticipata del contratto. Con Varrà si erano gettate le basi per un Catania ringiovanito ma sempre ambizioso per puntare alla promozione in Serie B. Dopo il ripensamento di De Giorgio, la società ha valutato i profili di Emanuele Troise, Giorgio Gorgone ed Emilio Longo, quest'ultimo rimasto in corsa quale alternativa a Fabio Caserta, che rimane la prima scelta, adesso più che mai. Ancora una pausa, poi le ultime notizie. Ritorniamo in studio, prima di chiudere ancora una notizia perché a Lampedusa tornano i barchini dalla Tunisia, sono sbarcati 71 migranti provenienti appunto dalla Tunisia, 2 dei 3 barchini sono stati soccorsi appunto oggi, sono complessivamente 71 i migranti sbarcati sulla Maggiore delle Pelagie, ma ad attirare l'attenzione dopo mesi in cui non si verificavano approdi di tunisini sono state proprio le imbarcazioni con a bordo solo 6 e 14 persone. Uno di questi natanti è stato trovato senza motore. I migranti hanno riferito di averlo abbandonato in mare perché non funzionava, ma il dubbio degli investigatori è che, come già accaduto durante le scorse estati,
possano essere stati derubati durante la traversata. I 3 gruppi sono stati portati all'hotspot dove ci sono 338 ospiti, sono tutti quanti sottoposti a screening, foto segnalati, secondo appunto le direttive del Patto Europeo sulla migrazione e sull'asilo. Questa dunque era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi da parte mia e dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.